Qua dove ci troviamo? Che quartiere è questo? È vicino. Siamo a Piscina. Io Vittorio Emanuele. Ci possiamo sedere? Sì, tengo un caffè. Tengo 4 bambini. C'hai 4 figli. Ma che te nutricino su poco. Hai comprato? Ah, vai casa, ja. Te sta fu fier. Adesso stai qua 10 giorni. Quello non capisco. Perché la legge dice che non si può fare anche un fier, non si può fare. Ma ti hanno portato in carcere no, in questura? in questura. In questura? I giudici mi hanno appena lì perché non devo roba chimica coppa. Non la vedi? Roba chimica, roba pericolosa, no? E questa è una casa in affitto? No, non sto a qua. E che cos'era prima qua? Questa era una scuola. Prima era una scuola. E poi che è successo? Così mi hanno fatto in casa. Ma era... Cioè, non Era avete- abbandonata, Ah, era una scuola abbandonata. abbandonata. Come stava? In che condizioni Ci stava? stavo qua dentro quasi. Era- Mi sa distrutto loro, sì. E voi l'avete... Hanno fatto una occupata. Anzi, ci fa pure causa, è capito? Quindi mo devi fare pure una causa per occupazione. Occupazione, sì. Questo qua c'è fa. Devi fare causa. Ho capito. Questo è. Visto? Da questo atto emerge che i carabinieri ti hanno fermato con questo ferro vecchio, Sì. ti hanno portato in caserma, Sì. ti hanno denunciato, Certo. però il giudice ti ha riscarcerato. Scarcerato. No, il giudice addirittura non convalida il sequestro preventivo di cui in premessa, per cui il giudice non ha nemmeno convalidato il sequestro della merce, di questo ferro vecchio. Poi andiamo in caserma, poi dice, ma anzi, quello deve essere un anno prima, perché quello va da spazzatura, mezza via. Intanto lui ci ha attrezzato. C'è una anno prima, hai visto?
arrangia con il ferro. Che cosa significa il ferro? Una specie di raccolta differenziata. Cammino per i cassonetti, i magazzini per fare un po' di ferro. Lo metto sul furgone e poi lo vado a vendere Dove abiti? per sopravvivere. Quando guadagni in una giornata? 30, 40. Ma sempre, tutti i giorni, no? Tutti i giorni. Cioè, in una settimana Quindi quando... deve essere anche fortunato per trovare. Ma in una settimana quando riesci a portare a casa? 150-200 euro. Se mi ferma qualche volante, ce l'arresto. Io lo potrei fare anche per lo Stato, per l'Asia, raccogliere il ferro. La raccolta indifferenziata. Se già facciamo più, che mi fa? Quante Mi famiglie? vendere la droga, mi fa rapire, che mi fa? Tu hai un affitto, hai una casa, come... No, la verità io sto qui, giro scantinato Ah, vivi... e vivo io, la mia convivente e mia figlia. Perché non hai trovato una casa? No. Questa è la cucina. Poi c'è la stanzetta, per affuminare con la luce. Non c'è la luce, vabbè. Non c'è la luce. La stanzetta. E questa è la camera. Tu hai detto che la domanda per la casa non l'hai mai fatta. Sì, l'ho fatta una volta. E che è successo? Io no. Niente. Ci sono altre famiglie che vivono in posti più o meno uno scandinavo, perché di Sì, quello stiamo- moltissimo. A casa lavano i piatti, no? Questo è il bagno. Questo è il bagno su misura. Nemmeno all'impiedi riesci a No. stare. Perché non c'erano soldi, noi siamo sottoposti alla fame. Si è dovuto fare il rialzo. Questa è l'arte di arrangiarsi. Hanno poco a fuggire. Ma non ci chiamano buono. Cioè, per un po' di ferro. Giusto? Cioè, quello giudice che ti ha condannato. Che hai fatto tu? Si facendo pochi ferri, gli offrire andiamo in mezzo. Che era mangiato. E stoccai, perché stoccai? Cioè, è una cosa che è sbagliata, per me è sbagliata. Io mi chiamo Pep, tengo 50 anni. Ma in questo momento qua ci troviamo a Reggio Emilia, ma siccome sono finato, moglie è casalinga. Mia figlia è sposata e lavora in marito e anche lei è casalinga. Poi c'è un altro mio figlio, siccome sta a crisi perché ancora per stare a guardare sta spassa, perché fa non ce ne stanno, dall'emigrante all'emigrante sto facendo ma questo mondo qua. Poi tengo un altro figlio mio, che fa l'azienda con me, e pure stanno proprio a ciaccatella, un mulottista. Non è fosse un grande mensile che pigliamo, alla fine. Felice proprio, sinceramente, da la vita mia, più grande. Perché ognuno va trovando un paese suo, parliamoci chiaramente, ha renato, ha vissuto, quello che ha fatto, ma purtroppo sono state costrette a manicare.
Ionel. Ionel. Perché hai lasciato il tuo paese? Perché non ce l'ha lavoro, non ce l'ha niente, non ce l'ha pure la casa, non ce l'ha, in Romania. Am venit qua per fare crescere bambini, ce l'ha Quanti figli hai? 9. 9 figli. Quale città era del tuo paese? La nazione qual è? Romania, Călăraș, Lui come si chiama? Mihai. Vai a scuola. E ti piace la scuola italiana? Sì, va pure la Romania. Che classe fai? 4, Hai degli amici napoletani? sì, Giochi con loro? sì. Che giochi fate? Pure il giro tondo, questo che lo so io, più piccolo. A pallone giochi tu? Sì, Ti piace? sì. Io vorrei dormire la casa mia, dormire per letto mia, la Romania. Io vorrei stare in Romania, non venire qua a stare in barachina per stare cu topii, per dormindo qua in barachina, per non venire italiani dare fuoco la barachina. Io quando dormire qua nella barachina, stare mi paura. Qua vedi intrare dentro topi. Io non voglio entrare qua topi, voglio stare la mia casa, dormendo nella mia casa. Mi dare lavoro la Romania. Mi dare lavoro la Romania, io lavoro in Romania. Ce ho visto come? Fate avvicinare un po' tutti gentilmente, va. Quando entrate dentro, preparatevi tutte le carte d'identità in mano, non ci fate perdere tempo che entrate e non trovate la carta d'identità. Chi non ha la carta d'identità è meglio che torni a casa, la va a prendere e ritorna. Chi deve ritirare il pacco per qualcun altra persona è meglio che se ne va a casa perché non lo può prendere. È chiaro per tutti? Non è che poi entrate e continuiamo a fare impressione. No, figlio mica. No, purtroppo si dice che quello che avevamo messo, no, lo spiego, quello che vi abbiamo messo nel letto è quello che abbiamo rimasto nel mese scorso, quello che ci è rimasto il mese scorso. Anzi, mo altre persone non avranno il latte perché non tenuto. Siete già state fortunate che avete avuto latte. Ok, prossimo. Davide, prossimo.
Allora Paolo, noi dobbiamo cominciare a portare questi pacchi alle famiglie, quindi tu c'hai la lista tutto completa, no? Però bisogna stare attenti al formaggio e al burro perché sennò lo portiamo in secondo momento. Successivamente. Allora il furgone è pronto, ci prendiamo la roba da dentro. Va bene. Aiutarmi da Pasquale, Enzo dove sta? Non ce l'hanno pigliato. Andavo forse. 6 famiglie. Stamattina completiamo il quadro del primo. Poi torniamo più tardi e facciamo quello là da portare giù a largo Donna Regina. Mi spieghi un po' quello che stiamo facendo stamattina, Paolo? Stiamo facendo la consegna che facciamo ogni mese. La maggior parte dei aioli sono a Scambia, però sono rimasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Che io li conosco sono una 30-40 famiglie più o meno. Complessivamente in tutto quanti saranno? Penso 700-800, qualcosa in Cioè, meno. la vostra associazione assiste 700-800 famiglie? Sì. Buon aiuto, qual è uscito di buon aiuto? Non penso di niente. Buongiorno, scusate, buon aiuto, qual è il cognome? Il Cidò, che non ce lo porta scritto. Scusate, Edoardo, qual è il cognome? Rimuoviamo qua. Senti, il burro e il formaggio te lo porto successivamente, se no sono uscito, si sciuggiano passano sangue, forse lo porti la roba. No. Va buono? Che c'è un disfrattato? Al limite io rimango, ce lo porti fuori alla porta. Che mo fa calore, avere si scioglie. Grazie. Fatti Raccoglievamo ferro, stracci vecchi. E che ci capitava? Come funzionava? Uscivamo di mattina verso le 8, 8 e mezza. Ci recavamo su qualche palazzino. Ci chiamava qualche persona che doveva buttare qualche ferro vecchio, qualche lavatrice vecchia, scaldabagni, e lo raccoglievamo. Ma è mai capitato che la polizia vi ha fermato e vi hanno arrestato? No, non è mai capitato. Quanti anni fa stiamo parlando? Qualche 15-20 anni fa. Quindi fino a 15-20 anni fa non c'era l'arresto? No. Io quando ho saputo che iniziavo ad arrestare le persone ho cambiato mestiere, mi sono messo a fare un murario. Facevi da solo questo mestiere? No, io e mio cognato. Dove sta adesso tuo cognato? A Reggio Emilia. Sempre perché lui ha saputo che arrestavano le persone, anche lui ha cambiato mestiere. Ah, quindi da lui addirittura è andato via da Napoli? Sì. Va buono, non ti muoverò, stiamo venendo. Ciao, io la sera, per come ci riprende a suo parco, quel cavolo. Da sto coso scassato, guarda. Devo fare il critico. Uno occhio. Vieni a prendere! Go
Am venit-o qua per prindere la ferro vecchio, la alumino, la rame, ce trovare de la muniții cu caroțerul. 5 ani fare questa cosa. Să mă duc la muncă, să găsesc puțin fer, puțin aluminiu sau puțin mă duc cu mașina să caut. Și când ies pe stradă nu sunt sigur că mai ajung acasă în baraca mea, că s-ar putea să mă oprească carabinierii și să mă aresteze că a găsit un fer care nu trebuia să-l găsească, poate că nu-l fur. Iau o baterie, iau că de nevoie n-am ce să mănânc, iau 3-4 baterii să le pun în mașină și pe alea le ascund pe furiș, ca să pot să viu să le vând, ca să iau mâncare la copii și să trimesc și acasă la copii. Și primăria nu mi-a dat ajutor, nu mi-a dat nimic, niciodată n-am avut, nu mi-a dat un ajutor primăria din Călăraș. Aici de bine de rău să duce și nevastă mea la cerșit, de nevoie, că n-avem unde să muncim. De nevoie noi ne riscăm să ne ducem să găsim fiare pe stradă. Vrea să ne ajute italienii aici. Te cheamă să-ți dea un fer, să-ți dea o baterie, să-ți dea... Și pe ăla ți-l dă cu frică și ei să ferește. Că ne vede pe la lăs, te cheamă, vrei să muncești? Când îți dă niște fiare acolo, ia și lemnile alea. Ia și bateria, dacă nu iei bateria, nu-ți dau ferul ăsta. Și tu lei ca să-ți dea, că dacă nu iei bateria aia sau un sac de gunoi, dacă nu lei, nu-ți dă ferul ăla. Și tu lei, te riști cu frică lei, că dacă te prinde cu sacul ăla de gunoi sau cu bateria, ăștia te bagă te arestează. Îți sequestrează și mașina și te bagă și la pușcării, că ai avut o baterie. Îți dă și amenzi. Ma la luce non c'è, signora? Lei è la mamma? Sì. 9 figli. Italiano no? Niente? L'italiano no? No, non parlo. Solo romanese. Solo. Quanti anni hai? Io 16. Ti piace l'Italia? Sì. Lui vorrei în România, dar la România nu ce sta niente. Vai a scuola. Sì, a Romania va a scuola, perché sono grande quando mi... Ma in casa per avere la corrente come fate? Per tutto campo un generatore di corrente dare la tutti. E perché adesso non c'è la corrente? Non ce l'ha soldi per tutto il giorno. Per Benzina? Per benzina, gasolio no. Cioè perché? Solo la sera. Quindi alle 5 di sera Sì. accendete il generatore e arriva un po' di luce. Sì. E così i ragazzi possono pure guardare la televisione. Sì. Quanti anni hai? E sei nato a Napoli? Sì. Tu invece sei nato in Romania? Sì. Ho capito. E tu pure in Romania? Sì. Non c'ha più il bagno, cosa faccio? Come fa il tanco, ne? Și nu făcut. Tutto ci non friggo. Tutto ci non friggo. E ma c'è attacca molto male. Facciamo più uno sparo, così un po' di meglio, E la gente non aveva bagnato, non entrava niente, insomma. Che sta tutto quanto qua, a un lungo a lungo, vai, fallo pure tu. Siamo la rete. Quando siamo noi no, giorno. Andiamo, giorno, ci vediamo la mano. E scopri ce l'era solo quando la roba è buona, se scopri non arriva mai. Vedi, vicino. Ma tu non vuoi sparo, È capitato che il lavoro mio giù è cambiato, perché prima facevo saponare, poi pigliando fiere, pigliando chisse, roba vecchia, poi le cose sono cambiate, non si va più annanzi perché c'è una legge che ti arrestano, fanno, dicono, invece quei tempi mio era diverso, ti papavano per pigliare roba un po' a casa, lavatrice, frigorifero, ti pigliavo pezzi di ferro,
Cioè, era normale, le spese teneva per benzina, le spese teneva per assicurazioni, comunque buttava una famiglia innanzi perché si campava ugualmente si campava buono. Poi invece questo cognato di legge, che si pigliava un pezzo, la dice coppa una mondezza, pigliavano uguale, ripigliare questo pezzo, non lo può pigliare perché se non è roba che ti va pigliare tu, la da più comune, che sta che là. E non si poteva più annanzi alla fine. Io più che altro raccoglievo per le case, mi chiamava la signora, quando arrivava a busto i pezzi, l'indumento, sarebbe il pezzo di un indumento, asciugo la zona, la maglia della Ine, sta roba qua. E noi riciclavamo la mano, buttavano a chiudere i pezzi, allora poi non so che facevano, comunque riciclavano questa roba qua. 700-800 euro al chilo, coppano quintali di roba, buscavo 80.000 euro per dirti. Fanno quintali di lattone, poi ci voleva qualche mese, qualcosa per fare questa roba qua, perché è un metallo che c'era difficile da trovare, perché io vado a rubinetti lattoni, vado a trovare fontane, questa roba qua. Invece il filo facevo specialmente più capace di trovarlo perché si trovava spesso il ferro. Allora il ferro pigliava 20 euro chilo, 30 euro chilo quando si va a lire, e coppa 10 quintali di ferro pigliava quelli 30.000 lire. E tante 30.000 lire tu buttavi una famiglia, non dico buttavi una famiglia, anzi, però mangiava, beviva e poi volessi che prendeva presto un po' la pezza, un po' che ci un metallo, a parare che la 50, 60, 70.000 euro e gli vanno a zeccare la famiglia. Mettimi una l'anni 70 così, campavano tutte le famiglie così, che camorra, la droga, sai, si buscavano i soldi e non facevano niente. Però questo è un bello mestiere, perché la roba non catti, capito? Ma come serve? Un fravocato voi. Cioè, il massimo mestiere non si può fare, si fa anche avere. E guardi dal resto, si acchiappano un po' di frugore con poche munezze, dal resto senza niente. È legale. Capito? Che rimaniamo in mezzo anni, che sei? Che sa pa mettere là, io attacco prima a scuola, giù, ma non la roba. Ma che fa? Tieni. Io prendevo i bagneroli e secchi e prendevo vicino alla mazza, ci lo fagoni, spunti lo fagoni. Poi mamma ne facevo piattare roba vecchia. La signora mi chiamava. Se siete che la lavatrice avevo trovato, io sapevo che signor come una voce, sapevo che per la signora pigliava la cima e scendeva a basso. Non mi metto. A tempo che poi non mi va a casa. Sì, io vengo. Faccio una scherzo. Io mi venivo a prendere mio cognato Peppa alle 8 di mattina, posavamo la macchina e andavamo a prendere il furgone e andavamo in deposito. Ci organizzavamo, mettevamo tutti i secchi e scope sul furgone e uscivamo a prendere tutto quello che la gente ci poteva dare. Si andavano a prendere le batterie, si andavano a prendere i motori delle macchine, si andavano a prendere le lavatrici, si andavano a prendere tutto quello che tutto si prendeva. Cioè per una bacinella che costava all'epoca 300 lire, lui riusciva a prendersi una lavatrice che poi smontandola uscivano vari pezzi, filo, motore, acciaio, e c'era il motore che costava all'epoca 500 lire, la batteria 1000 lire, una catena di smontaggio, dai. Tu prendi una macchina, tutto quello che si riusciva a vendere veniva smontato, il resto era ferro vecchio. Stiamo parlando di papà di 40 anni fa e c'era una cosa vecchia. Io sto parlando dell'epoca mia sarebbe 72, 74, c'era questa papà a 14 anni e faceva questo mestiere qua. E là ci ha fatto fino a 7-8 anni fa questo mestiere qua, ma legittimamente, senza che nessuno veniva a stupire, pure anche i figli carabinieri mi hanno fermato con furgone, carabacò. Non è mai successo lì, documenti, questi quelli sono andati via, ma non è mai fatto le pigliate, che porta cangoppa, che non si può pigliare, non esisteva proprio. Lui con questo mestiere campava, e campava pure bene. Mio cognato, quando si prendeva per farti capire una macchina, tutti i pezzi venivano smontati e andava alluminio con alluminio, acciaio con acciaio, tappezzeria con tappezzeria, tutto. Adesso invece viene il caratterista, prende la macchina, la smantella, tu non capisci manco niente di quello che sta succedendo, la macchina è scomparsa e comunque con 10 euro, mentre prima c'era un guadagno sulla macchina.
E queste macchine dove venivano? Queste macchine venivano dai proprietari. Andavamo col furgone, davamo la voce e loro ci chiedevano se avevamo la possibilità di smantellarle. Pezzo per pezzo, torno a ripetere perché poi la cosa bella è che si parla ancora oggi di differenziata, mentre noi, mio cammino che le ricordo io, all'epoca c'era la differenziata, sull'immondizia un pezzo di ferro non lo trovavi. Hai mai visto fuori a un bidone dell'immondizia? Se ti ricordi quanti anni c'hai tu, se tu all'epoca ti ricordi un ferro fuori dall'immondizia. Adesso sì, hanno fatto chiudere tutti, hanno distrutto a tutti. Perché secondo me, secondo il mio parere, è l'interesse proprio del loro. Perché prima non era così. Loro dicono no, tu vai in galera perché ti pigliamo un pezzo alla miezza. Però i comuni sono ben appigliati e si chiamano bene. Quanti anni hai, Janos? 21. 21 anni? Sì. Da quanto tempo sei in Italia? 7 anni. 7 anni? Sì. Hai bambini, figli? Sì, tengo un figlio che ha 2 anni e uno solo. Che tu vivi in questo campo da quanto tempo? Da poco, da quando è bruciato quello là sulla Doganeva. E i carabinieri di Arzano mi hanno fermato e mi hanno sequestrato il furgone perché dicevano che non potevo portare la roba del ferro che c'avevo sopra. Dicevano che serviva licenza, tutte queste cose qua. E quindi stranieri non possono fare tutte queste cose che servono qua. Ma tu da straniero, da non italiano, puoi avere la licenza? No, perché mi serve una casa, l'indirizzo, poi la carta d'identità italiana, quindi noi stranieri non è che possiamo avere. Serve anche avere un conto in banca, quindi è molto difficile. Grazie. Tu non hai la possibilità di fittare una casa? No, perché guadagno poco, poi quello che guadagno non è sicuro. Una settimana posso guadagnare, una settimana no. Quindi quando arriva il mese dell'affitto devi pagare. Perché non si può raccogliere il ferro vecchio? Perché ci vuole l'autorizzazione per pagare lo Stato. Per le tasse? Certo. Dove lo portate adesso tutto questo materiale? Come si chiama il posto? Cavagnoli. È la Ferriera? Da quanto tempo sei in Italia? Molti anni, Quanti anni? Molti, 9. 9 anni, sei sposato? Hai bambini? Senti, ma tu sai che alcuni ragazzi, pure napoletani, che fanno questo lavoro vengono arrestati? Ti risulta a te questa cosa? Tu che ne pensi? Mica posso fare io la legge. Ce l'hanno pure ragione, Perché secondo te ci hanno ragione? Perché secondo me perché si devono pagare le tasse. Se prendono con la roba pericolosa ti arrestano, se ti prendono come questo qua non ti fanno niente. Motore dei frigoriferi. Sono pericolosi? Sì, batterie. Perché? Per quale motivo? Perché sono pericolosi. Invece questo metallo qua no. No, non è pericoloso. Cioè non ci devono stare materiali oliosi, Sì. forse. Materiali oliosi sono pericolosi. E quanto guadagni per tutto questo ferro? 100 euro. 100 euro. Quanti giorni di lavoro? Una settimana. Una settimana intera per guadagnare 100 euro. Che la munezza che hanno in casa la gente alla fine, sai, tre. Che deve essere ringraziato che tu la munezza la mezza via. Alla fine quando tu non sai, la lavatrice, il frigorifero, scaldare bagno la coppa munezza. Tu mi dai la munezza, la coppa munezza, cioè la comune essere più, come già spiegavo, essere più liberi. Oh, capo, la munezza è poco, frate, piglia la terra, insomma, il 4 sacchetti, andiamoci in casa. Tu dici il comune dovrebbe legalizzarla sta cosa? Sì, che sta legalizzata. Perché esci tu con il comune da pigliato così se possono aprire le munezze alla fine? Perché?
presi dalla polizia, le mogli pronte alla rivolta raccontano, pensassero ai rifiuti, arrestati per aver raccolto materiale ferroso, cioè ferro vecchio praticamente. Tu questo negozio da quanto tempo ce l'hai? Sono 2 mesi quasi. 2 mesi. E prima che cosa facevi prima di aprire qui? Raccoglievo ferro vecchio. 2 anni. 2 anni. E come si guadagnava? Abbastanza, si andava avanti. Con il furgone andavo per i cantieri a prendere questo ferro, poi mi hanno fermato la polizia e mi hanno portato in caserma. 8 mesi di pena sospesa, incensurato. Sì. Hai 25 anni? Mi hanno preso per questo ferro, con le manette, addirittura, le impronte, fotografie, tutto. Ti hanno schedato? Sì, schedato, io sono schedato adesso. Però per un po' di ferro. tu non eri mai stato in prigione? Mai. Non hai mai fatto uso di droga, niente? Mai. Mi hanno fatto questo verbale di 10.000 euro, 8 mesi di pena sospesa, una serata giù alle celle, senza mangiare, niente, senza un bicchiere d'acqua, niente proprio, come un criminale. Come un criminale. Prima stavo a casa Giuliano e pagavo 5,35. Poi sono stato a Qualiano, 3,50, varianza, 3,50. Però mi mancava buono perché tengono proprietario che comunque non mi era mai problema. Mai. Se non avessi un'elezione non ci sono problemi. Capisci i problemi. Cioè il proprietario capisce la situazione. Capisce Perché capita qualche mese che non ce li ha. Sì, capita un mese, secondo mese torno una tutta regola. Quando paghi al mese là? 300. 300. Quindi complessivamente tra i 2 affitti, le spese di luce, acqua, quando vai a spendere al mese? 1.100. Quindi tu devi lavorare per fare 1.000 euro solo per pagarti le spese e poi dovresti sopravvivere. È difficile proprio. Però l'abbraccio in mano. È stata un'esperienza che mi ha toccato molto, perché comunque io stavo qui a casa che lo stavo aspettando che dovevamo mangiare insieme, perché se non torna lui non mangio. Lo vado a chiamare, erano le 2:30 più o meno, all'improvviso dico ora, ma mi risponde lo zio. Faccio ora, zio, ma che dobbiamo fare? No, che veramente i carabinieri, Tiara, vuoi smettere? Dicevo, no, lo giuro, ci stanno portando a Giuliano. E così fece una corsa a Giuliano ad andare a vedere, però a me non me lo fecero vedere, mi fecero il giorno dopo nel gabbione. Hanno tenuto tutta la notte in questura. Sì. Ma che cosa gli avevano accusato? Che aveva fatto? Il ferro, perché comunque era una cosa illegale per loro. Ma lui che cosa faceva? Raccoglieva il ferro per strada? strada? Sì, dei bidoni poi. Fammi che indifferentemente tanto sacce che sono per te non so più niente e dammi sto veleno non aspettare indifferentemente se tu m'accira non dico niente.
chi papietta chi sto cuore non sente più dolore e non tenga più lacrime per te. Damma sto veleno non aspetta di mare che indifferentemente che tu Pasquale! Bristol Menzano. Economico, praticamente. Calma fa. Che lavoro fai tu? Muratore. Da quanto tempo? Sono 7-8 anni. Prima che cosa facevi? Niente, mi spasso. Sempre disoccupato? Sigarette. Sigarette di contrabbando? Sì. Ferro vecchio? E anche questo, la RAM, tutte queste roba qua. Mi dai un bacetto? Un bacetto? Devo andare, mi dai un bacetto? No. Io te lo devo dare. Resta attesa la sfida politica a 5 giorni dai ballottaggi, anche se ieri i candidati a Milano, Moratti e Via si sono scambiati una stretta di mano. Dal centro-sinistra il segretario del PD Bersani attacca il governo affermando che non fa nulla per risolvere i problemi del paese. Noi. Vai. Andava, così. Mamma mia, come fai dei verdure? Hai fatto la lavare? Rocca la lavatrice, no, cara, non può... Pigli. Ammanate, no? Diteci per questa casa. Stanno là, Debbie, ma...
Basta, manici nuovo. Tu che cosa sei? Un manuale, un semplice manuale o sei un esperto? Un apprendista. E come mai non hai fatto dei passi in avanti sul lavoro? Non è che non l'ho fatto, non te le fanno fare. Per non aumentare la giornata. Magari preferiscono tenerti come manuale, però in realtà fai altro. Sì. Però ti pagano da manuale. Da manuale. Nessuno va a lavorare perché c'è troppo sfruttamento, per 40 euro al giorno chi va, ma 40 euro al giorno che fa? Vai. L'ultima da destra e poi gira a sinistra. Questo dico formato. Ti vado a pigliare tu, piano. Va a pigliare, E ti dico qui. Va bene. Sta a scarsa. Abbiamo una bella staccato. va bene poco. Buongiorno. Questo qua quante volte arriva in un mese? Una sola. Una sola volta al mese. Quanto latte danno? Dipende. Un litro? Due litri? No, poi 6 litri, poi 2 litri, 3 litri, come capisci? Non fumaci ma tutto. Perché fa caldo, capi signore? Visto che mi fanno un giro diverse famiglie, si scioglie un burro, un formaggio fa male. E tu non mi puoi tutto da là. Non me lo portiamo. Ma tu da quanti anni lavori? Sono 15 anni. Hai sempre fatto il muratore? Sì. Sempre in nero? Sì. Proprio... Sì. Cioè, ma a Napoli non esiste che si lavora con i contributi? Ci sono alcune ditte buone. Ma sono molte o poche? No, poche. Ma a che ora hai iniziato a lavorare? Alle 7:30. Di stamattina. Finiti a che ora? Alle 4:30. È pesante? Insomma. C'è lavori una giornata intera per 50 euro? Assegni familiari? Niente. Contributi? Niente. La pensione quindi non esisterà? Non esisterà, bravo.
Ah! Oh, cosa sta a posto? Rimane stata fa stare belle, che è stata più rimane. E tu buonasera, Però già io, ti ho chiamato pure. Anzi, tu buonasera, si può non un pace, Ma fammi capire, quando te l'intenzione di papà? Esatto, guardate c'è. Guardate c'è, ma ti capite che a poco fanno un rimis? Andiamo a aspettare, io si può mangiare non so. E che già faccio sta pizza? Ma mia zavi no, però magari tu servizio di paghi. Ci sta. Che papà quando decisi. Ci sta la roba. Giustamente la roba, però fatico buono essere fatto. Però papà, buono papà. Sono 2 mesi. Con 3 loro. Non arriva manca a 1000 euro, che si fa? In tutti quanti che siete in famiglia? 3. No, in tutto. Ah, in tutti 5. 5 persone. E non Vedi tu? Non ce la fate andare avanti. No, per me no. Sono pochi soldi. Ho montato tutte cose. A stiandasti e diamo annanzi con quello poco. Chi si mettono pure in un po' di mano. Poi uno per dire non può faticare, non può fare niente malamente. Credo, un bar. Ne compri chi? Prima facevo il ferro vecchio, poi da quando è uscito la legge, è uscito l'arresto, ho tolto tutto da mezzo. Quando guadagnavi questo? A volte 50, a volte 30, come capitava, come usciva la giornata. Quanti figli hai? Ce ne ho 4. Purtroppo è una legge che è uscita. Prima si andava bene con il ferro, adesso no. Ma tu che pensi che è giusta questa legge? Per me non è giusto, è una legge sbagliata, perché uno come campa. In questi quartieri è difficile sopravvivere. È molto difficile, è duro. Oggi sono andato a lavorare, sono uscito stamattina alle 7 e non ci sto orario per rientrare a casa. Si fanno le 4, le 5, le 6, come capita. Sei stanco? Molto stanco, perché il mestiere del muratore è molto duro. Sta un mio amico che si chiama Peppe, e anche lui faceva il ferro vecchio. Quando è uscita questa legge dell'arresto, se n'è andato a Reggio Emilia, ha preso la sua famiglia, i figli, e se n'è andato a Reggio Emilia. Sono da una piccola azienda e faccio prefabbricati di cemento, però io faccio soldatura, una cosa che non c'è mai fatta. Perché non avevo mestiere un mille io sono nato mezzo a via a Fusapunone, sono andato a passare ma ci vado a Saddà come alla fine, a cambiare mestiere. Siccome sta nella crisi lavoro e sono a cassa integrazione pure che si è cagnata, lei era anche qua sopra qua, sappiamo anche che aveva fatto. Andavo non si può fare di più perché ho fatto un mestiere che facevo io, è finito. Che come pare che forse è buona a ripigliare poi che si aiuta da Napoli qua. A Reggio Emilia pare che il medico non andava da Napoli secondo me, ma purtroppo il mestiere che facevo non lo posso fare più perché sono d'arresto e sono costretto a questo punto qua, a stare qua, se no già mi di barrare e me ne venuto a Napoli. Io quando ho trovato un posto di fatica che coppa da nazi tu sai che mai tu vado vicino a me? Tu sei stato giocato lì c'è il cartone, mo tre cavoli c'è per, no sono stato giocato lì c'è per, ma cavolo c'è il cartone c'è ti, sai capire, capito ma per c'è ti. Senti sinceramente, ti dico la verità, io ho conosciuto amici che stanno tornando a Napoli, stanno andando a vendere in casa, hanno andato a pigliare la famiglia e stanno andando a tornare a Napoli, perché qua ci sta niente più. Ah no, che fine ha fatto su quella tu? Se ne aiuta a Reggio Emilia insieme a solo. Ha fatto la veglia anche a rado. Sta faticando, non a fare. 1200 euro al mese. La moglie fatica da una scuola. E i figli faticano, mi stanno a sposare per loro. E tu non l'hai che sta qui facendo qualche buttato con me. Con i PC. Allora, questo tu come c'è giù. Giù, allora capito come si fa? Allora fa una cosa, va a fallire, scarica la roba e poi si bagna l'olio, va buono? Ciao, e ti una cosa. Mi dici come ti chiami, quanti anni hai, dove abiti e che lavoro fai? Io mi chiamo Ciro,
Ho 41 anni, abito al Vomero e ho lavorato fino a un anno fa come responsabile amministrativo in imprese che si occupavano del commercio di rottami metallici, sia ferrosi che non ferrosi. Un mercato che storicamente era in mano ai poveracci, alla povera gente. Era un lavoro che serviva da un lato a far campare, a far sopravvivere questa gente che usciva da un periodo molto brutto, che però chiaramente doveva in qualche modo tirare avanti, e dall'altro rappresentavano per le imprese che allora cominciavano a riprendersi, erano state riconvertite da imprese belliche a imprese civili, chiaramente una miniera fondamentalmente di materiali, di metalli. Erano tanti, ce n'erano tanti. Il momento in cui questo tipo di attività è diventata illegale è diventato anche un problema sociale, nel senso persone che vivevano di queste all'improvviso si sono trovati senza lavoro. Chiaramente questo che vuol dire? Si sono andati ad allargare le fasce dei disperati, si è andato in qualche modo a creare ancora di più, ad aumentare l'energia della bomba sociale, il disagio, che poi ha portato molte persone ad arruolarsi nelle file della malavita o comunque a cercare altri modi per sopravvivere. Oltre a essere delle figure che facevano parte di un'economia, comunque erano delle figure che caratterizzavano un poco anche la tipicità e l'unicità dei napoletani, dei campani in generale. Non facevano comodo perché il rigattiere, il piccolino, quello lì che andava con l'ape Piaggio, alla fine poteva essere per loro una scheggia impazzita, non lo potevano controllare, non potevano permettere che un commercio dove girano milioni di euro potesse essere in qualche modo messo in discussione da persone che erano al di fuori del cartello che avevano costruito. Lo scopo qual era? Lo scopo è quello di controllare il mercato del rottame, che è un mercato che rappresenta una miniera. Quanto sono? Su 15 euro. A quanto ne fai? A 10 centesimi. A 10 centesimi. Nemmeno. No, a 5. Sta scendendo figlio, a cambiare rubato su tanto. A che dicembre, se uguale sempre, scende sempre. Ma come state a fare? Ti raccontato, 15 euro, anche la benzina qua. La benzina. Si vede i carabinieri qua. Che pigliate qua? 15 euro, sono una conferma. Ci vediamo le mani, ciao Giro. Cicino, vieni a fare una lagnata! Ce lo schimma il corso, alla fine mi spunta. Vediamoci che su qua, che ci sta? Scalda a bagno, poche roba. È stato sancito poi la fine del Saponaro con l'introduzione del testo unico ambientale, il decreto legge del 152 del 2006. Fino a quel momento il rottame metallico, ferroso o non ferroso, non era considerato un rifiuto. Il commercio del rifiuto
è vietato, a meno che non sia iscritto un apposito albo, l'albo dei gestori ambientali, è un reato prima penale addirittura e poi amministrativo. In questo modo hanno eliminato la figura del saponaro, che chiaramente non aveva la possibilità economica di avere un'autorizzazione. Per avere l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo parliamo di cifre che si aggira intorno ai 30.000 euro. Quindi questi poveretti chiaramente non lo potevano fare, non potrebbero mai accedere. E l'interdizione perpetua da questo tipo di commercio, di mercato. Dice ora con un negozio può fare a facciuffi. Gli hai aperto tu questo, l'hai aiutato? Sì, c'è la pulizia, magari non può passare a mezza via che c'era una moglie e c'era due figli. Lei che lavoro faceva? Si dà del Zuba. Nella nettezza? Per la polizia attuale. Lavorava nella polizia, quindi con uno stipendio? Sì. Quanti anni ha lavorato lei? Ho lavorato 15 anni. Con questo stipendio manteneva la famiglia e tuttora? A tuttora sto mantenendo ancora sta famiglia. Figli sposati? Tutti sposati? Tutti sposati, sì. E tutti disoccupati? Tutti disoccupati. Che si arrangiano con mestieri di fortuna, no? Sono sola e sono una sociale che faccio sempre tesa e non sono mai cortese, ma ralla, non vedo più. Io sono scesa e me ne vago a chiesa, appiccia una cannella innanzi a capi San Gennaro e mentre sto briando i santi se ne vanno. Sono un animale e a te da già fa male, non mi scende la mattina e non
conosco la gentilezza, tutta la vita mia rindavezza. Su Gio e sono americana, sono pure laureata, sto in carro armato e spari Gio, spari in da terra tu. Io su cana e sono pianeta, sto sempre appaurata, tengo zampa consumata, sono stanca, mi voglio riposare. Io so fame e tengo sempre fame, non conosco sazio, saccio solo a stare ora, ma fame è sempre fame e chi sa può scordare. Come ovvero, come finta, come ricca, come sick, ma sta vita sai se ne approfitta.